Benvenuti, oggi è lunedì 25 novembre 2024. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 16:44. La luna si leva all'1:15 e cala alle 13:43. Oggi si celebra Santa Caterina d'Alessandria. Il nome Caterina deriva dal greco e significa pura. Il 25 novembre di ogni anno si celebra la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ufficializzata dalle Nazioni Unite nel 1999, la data è stata scelta per commemorare la vita, l'attivismo ed il coraggio di tre sorelle che hanno combattuto per la libertà del loro paese. E ricordiamo col nome di Mariposas, che in italiano significa farfalle. Il colore rosso rappresenta il contrasto alla violenza di genere e viene utilizzato nei simboli di scarpe e panchine. È di fondamentale importanza l'educazione al rispetto delle differenze, annullando gli stereotipi e imparando a gestire le emozioni fin dai primi anni di età, nei quali troppo spesso i bambini assistono ad episodi di violenza. Compie 48 anni la giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. È entrata in Rai nel 2001 presso la sede distaccata di New York, dove assieme a Giovanni Floris è testimone dell'attentato alle Torri Gemelle. Tornata a Roma ha esordito come giornalista televisiva in Anno Zero. Uno dei suoi primi programmi è stato Il Prezzo. Dal 2018 è conduttrice e autrice della trasmissione Belve, prima sul 9, poi su Rai 2 dal 2021. Auguri anche all'architetto Stefano Boeri per i suoi 68 anni. È conosciuto soprattutto per il Bosco Verticale di Milano. Nel 2016 il suo studio partecipa alla ricostruzione dei centri di Amatrice e Norcia, colpiti dal terremoto. E infine auguri per i suoi 52 anni allo stilista romano Alessandro Michele. Conosciuto per il suo stile ricercato, nel gennaio 2015 è stato nominato direttore creativo di Gucci, la casa di moda in cui ha lavorato dal 2002 al 2022, riuscendo a rilanciare l'immagine del marchio. Picchiarello esordisce nei cartoon. Appare per la prima volta sullo schermo il 25 novembre del 1940 e raggiunge negli anni una tale popolarità da ottenere 2 nomination agli Oscar, nel 1944 e nel 1949, come miglior corto d'animazione per la migliore canzone, ovvero la celebre sigla della serie. Ma sapete cosa sono i motori a combustione interna? I motori a combustione interna generano energia utile per automobili o macchinari di vario tipo. L'energia chimica del carburante viene trasformata in energia termica e poi in energia cinetica che permette alle ruote di muoversi. Ma sapevate che uno dei primi motori di Rodolfo Diesel funzionava con l'olio di arachide? Buongiorno ai 12. Oggi la Luna, prima di passare in bilancia dalla Vergine, formerà dei bellissimi trigoni con Urano e Plutone. Lo zodiaco sembra svegliarsi in un tripudio settimanale di cose da fare e voglia di agire. Ariete, le configurazioni oggi saranno abbastanza generose. In mattinata riuscirete a sbrigare molte cose, ma già di pomeriggio la Luna si oppone ai vostri gradi, per cui potrebbe esserci un po' di stanchezza e un calo d'umore. Necessitate di correre in famiglia a sistemare qualcosa per qualcuno. Toro, una giornata oggi decisamente interessante, proprio perché la Luna in mattinata stimola il vostro Urano che va d'accordo con Plutone dall'Acquario, quindi scatto in avanti e possibile capacità decisionale che oggi può farvi iniziare benissimo una settimana piena di soluzioni. Gemelli, la giornata oggi è una giornata
che prevede una mattina un po' caotica data la quadratura ancora della Luna, ma che promette già nel pomeriggio di essere una splendida giornata con delle nuove morbidezze e delle nuove emozioni. La Luna in Trigono vi mette in contatto maggiormente con i vostri sentimenti e con chi amate. Cancro, una giornata oggi che prevede la vostra Luna a dare spettacolo, proprio perché i trigoni che forma con Urano e Plutone la rendono incredibilmente creativa e effettiva e siete pronti a farvi affidare qualche incarico molto importante. Avete dei progetti molto ambiziosi, cercate semplicemente di ridimensionare nel pomeriggio le emozioni e le aspettative. Leone, una giornata oggi che prevede una mattinata alle prese con Marte che non va d'accordo con Plutone, che vi spinge comunque all'azione, uno di quei lunedì in cui vi secca un po' alzarvi dal letto, ma nella seconda parte della giornata darete già il meglio di voi e le emozioni e le passioni soprattutto si scateneranno riaccendendovi. Vergine, la mattinata oggi vi vede protagonisti con una luna decisamente molto ma molto fattiva, proprio perché il trigono con Urano vi fa prendere delle decisioni molto vantaggiose. Il trigono con Plutone vi porterà la capacità di trasformare le cose che non vi piacciono. Tutto va a vostro vantaggio. Nel pomeriggio cercate di riposare e di parlare con qualcuno per scambiare idee ed opinioni. Bilancia, giornata oggi molto interessante proprio perché la Luna si sta propinquando nei vostri gradi e voi sentite già emozionalmente tutto quello che la quadratura di Venere un po' vi toglie in questo momento zodiacale. La Luna vi farà trascorrere un lunedì sera assolutamente inaspettato e pieno di sorprese. Una telefonata vi cambierà l'umore. Scorpione, giornata oggi molto interessante proprio perché movimenti lunari e planetari scomodano una serie di condizioni e situazioni che, anche se non vi vedranno protagonisti, ottimizzeranno un po' tutto intorno a voi. Inizia un periodo in cui avrete bisogno di pace, di calma e di sistemare qualcosa dentro di voi. Sagittario, giornata oggi molto interessante con un sole che nei vostri gradi si approvvigiona dell'energia di Marte in Trigono, mentre invece Plutone stranamente è dalla vostra parte e vi convince ad accettare un affare molto vantaggioso i cui risvolti all'inizio non comprenderete subito, ma che poi vi verranno spiegati bene da qualche amico. Capricorno, la vostra giornata oggi prevede una Venere in totale grazia, proprio perché il suo accordo con Saturno vi fa risparmiare tempo e soprattutto vi rende sicuri della vostra relazione. Non potrebbe iniziare una giornata meglio di così, proprio perché anche la Luna sarà in Trigono e vi stimolerà a stare bene e a farvi belli e anche a curare un po' qualche cronicità. Acquario, giornata oggi in cui il Plutone da poco nei vostri gradi sta dando spettacolo, trigono a Urano e alla Luna. È iniziato lunedì con una grandissima voglia di fare. Oggi sarà una giornata molto importante perché prenderete degli accordi che potrebbero cambiare la vostra carriera e la vostra vita professionale. Pesci, giornata molto interessante con una luna che si oppone in mattinata a Nettuno e che non vi farà proprio passare la giornata che avreste voluto desiderare, ma presto nel pomeriggio si cambia musica e anche se non sarete riusciti a fare quello che avevate in mente, nel pomeriggio riuscirete comunque a gestire amore, casa e affetti in una maniera assolutamente serena. Il 25 novembre del 1999 l'Assemblea delle Nazioni Unite istituisce la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Uno degli oggetti simbolo sono le scarpe rosse lasciate nelle principali piazze europee che rappresentano le vittime di violenza. Se finalmente è terminata una situazione scomoda o qualcuno che poco sopportavamo è finalmente andato via, possiamo usare l'espressione good riddance, letteralmente traducibile con che liberazione. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di cui parleremo oggi è lo scrittore giapponese Yukio Mishima.
Ossessionato dalla morte il 25 novembre del 1970, all'età di 45 anni esegue l'harakiri, l'antico suicidio dei samurai, togliendosi la vita in diretta televisiva. Una morte onorevole da nazionalista, un'uscita di scena lucida e preparata nel minimo dettaglio. Mishima fu scrittore, drammaturgo, saggista, ma anche poeta, attore, regista cinematografico, uno degli autori giapponesi che riuscì ad ottenere immediato successo anche all'estero. Ci salutiamo con la frase del giorno. I 2 giorni più importanti della tua vita sono il giorno in cui sei nato e il giorno in cui scopri perché. Un po' come i bambini che iniziano a scoprire il mondo, quindi continuiamo a chiederci sempre il perché delle cose e accogliamo questo nuovo meraviglioso giorno che è iniziato, lasciandoci stupire sempre dalle cose belle che ci accadono. Io vi aspetto anche domani. Vi rinnovo l'appuntamento con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.